dal TG Sicilia le principali notizie di questa edizione. Forniture, tangenti e favori, svolta nell'inchiesta sulla sanità a Palermo, sotto indagine medici e manager. Anche un chirurgo e un cardiologo rischiano l'arresto, avrebbero intascato soldi per spingere alcuni prodotti nelle gare d'appalto. Spedizione punitiva a Catania, padre e figlio arrestati per tentato omicidio nell'ambito delle indagini sulla sparatoria avvenuta nel rione Cibali, ferito un 45enne. Messaggi, insulti e minacce via social. Perseguita l'ex fidanzata e la madre di lei ritenuta responsabile della fine della relazione. Divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per un catanese. E proprio oggi, 8 marzo, per inasprire la lotta alla violenza di genere, nella giornata internazionale della donna, il femminicidio diventa reato penale specifico, punito con il massimo della pena, l'ergastolo. A Catania dibattiti e incontri sul ruolo della donna contro gli stereotipi. E sempre a Catania scende la pioggia e le strade si sgretolano, breve tour tra buche e rattoppi, non certo a regola d'arte. Mandorlo in fiore, si comincia con i bambini del mondo. La manifestazione, giunta alla 22esima edizione, apre tradizionalmente la kermesse folcloristica che andrà avanti fino al 16 marzo. E poi il calcio, Serie B, Palermo in campo oggi alle 17:15 a Marassi contro la Sampdoria. Torna Brunori dalla squalifica, emergenza in difesa, auto, Ceccaroni e Nicolau. In Serie C il Catania fra poco in campo a Latina, ancora emergenza per Toscano che non può contare su 9 giocatori. Impegni casalinghi per Messina e Trapani. Dunque bentrovati, svolta nell'inchiesta sulla sanità a Palermo, sotto indagine medici e manager, anche un chirurgo e un cardiologo rischiano l'arresto, avrebbero intascato tangenti per spingere i prodotti sanitari di una determinata azienda. Marco Gullà. 2 gare, una bandita dall'ospedale civico di Palermo e l'altra per le forniture nelle aziende sanitarie e negli ospedali della Sicilia occidentale. Attorno ad esse, secondo l'accusa, si sarebbe consumato un patto corruttivo. C'è un'inchiesta che vede coinvolti 2 medici, un chirurgo vascolare del civico e un cardiologo di Villa Sofia Cervello. Avrebbero intascato mazzette per favorire l'utilizzo di alcuni prodotti sanitari, gli stent in particolare. 2 anni di intercettazioni per loro e per 2 imprenditori e inoltre un funzionario amministrativo del civico. C'è una richiesta di custodia cautelare. Sarà il giudice per le indagini preliminari a stabilire se accogliere o respingere la richiesta di misura cautelare dopo aver vagliato le carte della procura e interrogato gli indagati. In particolare sarebbe stato turbato il regolare andamento della procedura aperta per la fornitura biennale in conto deposito con eventuale periodo di rinnovo di 12 mesi di materiale specialistico per elettrofisiologia. Al centro delle indagini c'è un imprenditore di un'azienda di materiale sanitario che avrebbe spinto per vincere le gare di appalto. Ma sotto inchiesta c'è anche un referente aziendale. Si sarebbe ingraziato 2 medici che in cambio di regali in denaro avrebbero spinto il consumo dei presidi sanitari dell'imprenditore. Più consumi, maggiori guadagni. Un'indagine arrivata alle battute finali. Padre e figlio arrestati per tentato omicidio nell'ambito delle indagini sulla sparatoria avvenuta la sera del 3 marzo vicino a un centro scommesse del rione Cibali, in cui è rimasto ferito un 45enne centrato da 4 colpi di pistola. Tonino De Mana. Un 50enne ed un 25enne, padre e figlio, sono stati fermati dalla polizia nell'ambito delle indagini sulla sparatoria avvenuta il 3 marzo scorso in via Sabato Martelli Castaldi, non distante da un centro scommesse a Cibali. Nell'occasione è rimasto ferito un 45enne centrato da diversi colpi di pistola. Nei loro confronti la procura ipotizza i reati di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione, detenzione, porto d'arma da fuoco e ricettazione della stessa. Fondamentale la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza del centro scommesse. I filmati
hanno permesso di ricostruire le fasi antecedenti, concomitanti e successive al tentato omicidio che sarebbe stato commesso dal cinquantenne, il quale avrebbe sparato a distanza ravvicinata 6 colpi di pistola dopo un acceso litigio. Il movente sarebbe da ricondurre a screzi di natura personale intercorsi dai 2 fermati e la vittima, che avrebbe tenuto comportamenti inopportuni con l'ex compagna del cinquantenne e madre del 25enne, a cui il 45enne era stato legato sentimentalmente. Durante una perquisizione nella casa del 25enne, la polizia, occultata in un armadio, ha trovato una rivoltella priva di marche e di matricola. Il giovane è stato rintracciato in un B&B, mentre il padre si è costituito poco dopo negli uffici della squadra mobile di Catania. E l'8 marzo purtroppo non frena gli stalker. Un uomo di 43 anni è stato sottoposto a controllo a distanza tramite braccialetto elettronico. Perseguitava la sua ex sui social e, non contento, anche la madre di lei, ritenuta responsabile della fine della loro relazione. Orazio Longo. Nella giornata dell'8 marzo c'è chi la donna la celebra con i fiori, chi invece col braccialetto elettronico per atti persecutori. È il caso di un 43enne disoccupato della provincia di Catania che, dopo la fine della relazione con la ex durata un anno, avrebbe deciso di perseguitarla con ogni mezzo per un altro anno, pedinandola, spiandola, ma soprattutto stalkerizzandola online. Per inondarla di messaggi avrebbe così usato il suo profilo social e anche altri, anonimi, falsi, creati a titolo della vittima e con l'inserimento del suo nome in siti di incontri. Insulti, minacce e persino finti complimenti a sottolineare: sono qui, ti sto guardando, non sono sparito, non ti sei liberata di me, quando per esempio in un messaggio le avrebbe scritto: stasera eri una vera bomba. Ma gli atti persecutori non si sarebbero fermati solo alla ex compagna, ma anche alla madre di lei, ritenuta responsabile della fine della loro relazione, sommersa anche lei da messaggi social, email e sms con frasi del tipo: tua figlia è una poco di buono. Le 2 donne, sottoposte a un perdurante e grave stato di ansia e di paura, sfinite, hanno infine denunciato. Così la polizia, su delega della DDA di Catania, dopo le indagini della polizia postale, ha eseguito una misura cautelare di divieto di avvicinamento e sottoposizione a controllo a distanza tramite braccialetto elettronico, emessa dal giudice per le indagini preliminari. Il reato si profila in atti persecutori aggravati dall'utilizzo degli strumenti telematici. A Letojanni, invece, i carabinieri hanno arrestato un uomo con l'accusa di avere violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie, alla sua abitazione e ai luoghi da lei frequentati, dopo che nel novembre scorso era stato denunciato per maltrattamenti, minacce e aggressioni nei confronti della donna. E proprio per inasprire la lotta alla violenza di genere, nella giornata internazionale della donna il femminicidio diventa reato penale specifico, punito con il massimo della pena, l'ergastolo. L'8 marzo catanese si è celebrato con tanti dibattiti e incontri sul ruolo della donna contro gli stereotipi. Eva Spampinato. Le donne e le soggettività che attraversano le strade della nostra città. È una città in fermento quella dell'8 marzo catanese, dalle piazze ai palazzi, dai megafoni dei gruppi studenteschi ai microfoni dei professori e delle professioniste che stanno al vertice di tante istituzioni. Strumenti diversi per ribadire un concetto comune, mettere in discussione gli stereotipi di genere che continuano a permeare la nostra società. Sfide che riguardano un cambiamento della società che deve costruire infrastrutture fondamentali perché la donna possa essere mamma e lavoratrice senza dover scegliere. Se al Comune di Catania si celebrava il valore della donna con un premio in collaborazione con il Lions, al Museo Diocesano si parlava di carriera e maternità nel dibattito organizzato da Università e Associazione Antimafia Alfredo Agosta. Non è vero che le donne hanno parità e uguaglianza sostanziale, ce l'hanno nella forma e nella possibilità dei diritti, ma la possibilità che questi diritti si traducono realmente all'interno delle famiglie ancora non è esattamente così. Intanto dal Consiglio dei Ministri arriva il via libera al disegno di legge per l'introduzione del delitto di femminicidio come reato specifico. Proprio per individuare determinandone la configurazione giuridica, e viene punito con l'ergastolo. È un segnale di cambiamento culturale molto forte. Quello che ancora dobbiamo fare è riuscire a lavorare molto sul cambiamento culturale e sulla prevenzione.
E cambiamo argomento, parliamo di strade, colabrodo. Ad ogni pioggia Catania si scopre sempre più fragile. Vi proponiamo una carrellata di buche, prendete nota e fate attenzione per evitare fastidiosi inconvenienti. Tonino De Mana. Spuntano come funghi ad ogni pioggia e a Catania sono una certezza e al tempo stesso un incubo. Buche grandi e piccole, rattoppate o nuove, costellano le strade etnee sempre più martoriate e sempre più pericolose. Ormai non c'è più differenza tra centro e periferia, ogni strada è uguale all'altra, specie dopo un'ondata di maltempo. In via Etnea, un tempo salotto buono della città, c'è persino chi fotografa le buche e non lo fa certo per hobby, basta ascoltarla per comprendere la sua amarezza. Ho fotografato i nuovi arredamenti architettonici delle strade di Catania, ci siamo ridotti veramente in modo vergognoso. Purtroppo viviamo in una città che è diventato un colabrodo. Basta che piova un pochino, non si ragiona più. Umore nero per questo tassista, costretto ad una manovra repentina per evitare guai peggiori. Catania siamo pieni di buche, pieni. Visto che lei ha fatto una manovra proprio per evitarla. Sì, io ho rotto pure un tampone e un ammortizzatore per queste buche che ci sono. E i rischi sono anche per i pedoni, visto che la buca e gli enormi pezzi di bitume sono proprio sulle sbiadite strisce. Spero presto, quanto prima, possano esserci interventi previsti, però il problema serio è cosa sappiamo della nostra città. E ora, oltre a fare attenzione alle macchine che arrivano, e sono tante, bisogna fare attenzione alla buca. La ringrazio, molto cortese, buona giornata. Sono bastati pochi minuti ed un breve giro in centro per immortalare una serie di pericoli. Qui siamo in via Passo Gravina, all'altezza dei Canossiani. Poi via 6 aprile per una carrellata di buche rattoppate, passaggio obbligatorio dal martoriato Viale Africa e gran finale in via Imperia che sembra reduce da un bombardamento. Alle squadre delle manutenzioni auguriamo buon lavoro. Incendio in una palazzina in via Quintino Sella a Palermo, in fiamme la mansarda dell'appartamento dove vive il professore Elio Adelfio Cardinale, personaggio pubblico molto conosciuto. Dall'appartamento si è elevata una colonna di fumo visibile da molte parti della città. Il rogo ha distrutto una biblioteca nella quale erano custoditi libri dal valore inestimabile. A scatenare l'incendio potrebbe essere stata una stufetta. Gran parte della mansarda da dove è partito l'incendio avrebbe avuto la superficie in legno ed è crollata. La Sicilia è punto di riferimento nazionale per il settore nautico, lo ha ribadito il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, che oggi ha fatto visita al Salone Nautico del Mediterraneo, 23esima edizione di Nauta. Orazio Longo. L'importanza del settore nautico nel Mediterraneo e il suo impatto sull'economia, sul turismo e sulla cultura marittima. Il ministro per la protezione civile Nello Musumeci ha visitato il Salone Nautico del Mediterraneo, la 23esima edizione di Nauta al centro Sicilia Fiera di Mister Bianco in provincia di Catania. Si è soffermato Musumeci sull'importanza e sulle opportunità di condividere le innovazioni per il futuro della nautica. Il settore marittimo in tutti i suoi aspetti è destinato a diventare uno dei motori di traino della nostra economia, soprattutto delle regioni particolarmente deboli, particolarmente fragili, penso alle regioni del Mezzogiorno. Design, tecnologia, innovazione e sostenibilità sono le parole chiave di questa edizione del Salone Nautico. C'è un'altissima domanda di posti barca che non riusciamo a soddisfare, ha detto Musumeci. Per questo servono nuovi porti turistici o approdi. La concorrenza internazionale non è assolutamente capace di poter rinduzzare le nostre prospettive. I nostri mercati, oltre che locali, sono essenzialmente europei e americani. Per raffinatezza della componentistica e degli accessori non abbiamo e non temiamo concorrenze. Ed io credo che la Sicilia in generale possa diventare la terra dei grandi eventi fieristici. A 70 anni dalla pubblicazione del Signore degli Anelli, una mostra al Palazzo della Cultura di Catania omaggia Tolkien, il celebre scrittore inglese autore della saga. Lorena Dolci. It waits to carry her across the sea. The last journey of Arwen.
È l'universo popolato da uomini, nani ed elfi e gli altri abitanti della Terra di Mezzo, partorito dalla mente di Tolkien, il professore di Oxford, autore della trilogia del Signore degli Anelli, fra i libri più letti al mondo. Oggetto di un vero e proprio culto collettivo, la saga portata sul grande schermo viene raccontata adesso in una mostra che arriva a Catania per celebrare i 70 anni della pubblicazione del libro, rifiutato per ben 2 volte da Mondadori. A ricordare l'eredità del padre della letteratura fantasy c'era anche il ministro della cultura Giuli. Il fatto che Tolkien parli una lingua universale, senza tempo, che con la sua epica moderna, antica e contemporanea al tempo stesso evochi dei valori sempre eterni, l'amicizia, l'eroismo, un eroismo mite, un rapporto tra l'uomo e la natura fatto di armonia e di sacralità. Le copie d'autore degli abiti indossati da principesse d'Elfi, i volumi tradotti in tutte le lingue del mondo, manoscritti, autografi, lettere, fotografie e opere d'arte, giochi a tema, cimeli recuperati da istituzioni e collezionisti privati e una chicca come il baule della famiglia Tolkien nel viaggio dal Sudafrica all'Inghilterra realizzano un percorso che racconta l'uomo, il professore, l'autore. Conoscere la sua vita ci aiuta a capire quali poi sono state un po' i vari step, soprattutto Birmingham nell'adolescenza, la campagna di Solihull Mill vicino Birmingham, dove è nata l'idea della contea, quindi degli hobbit, di questo popolo che vive con la natura, in simbiosi con la natura. Particolare rilevanza viene data al suo rapporto con l'Italia e gli italiani, secondo Tolkien refrattari alla guerra, considerazioni ancora valide. L'anima degli italiani non è un'anima di belligeranti, è un'anima di miti guerrieri, quindi è evidente che i guerrieri la guerra non vogliono farla se non sono obbligati. Ad Agrigento, anteprima solidale per i bambini del mondo, evento collaterale alla festa del mandorle in fiore che inizia domani mattina con le prime sfilate e le esibizioni dei gruppi folk. Davide Sardo. Ha preso il via con un gesto di solidarietà il 22esimo Festival internazionale I Bambini del Mondo, evento che apre ufficialmente il 77esimo Mandorlo in fiore di Agrigento. Come da tradizione, il gruppo Lunar Rhythm Dance Troupe di Taiwan ha fatto visita ai piccoli pazienti del reparto di pediatria dell'ospedale San Giovanni di Dio, portando con sé la magia del folklore. I bambini aiutano i bambini di Taiwan quest'anno aiutano i bambini degenti nel mio reparto, che per la verità sono attratti da questi costumi, sono attratti dalle danze, sono attratti dalla musica, ma soprattutto sono attratti dal loro sorriso, da come Taiwan mostra affetto e solidarietà a questi nostri bambini. Ad accompagnarli quest'anno anche i volontari del comitato Unicef di Agrigento che hanno donato ai bambini piccoli regali. La nostra il simbolo è la pigotta. La pigotta è una bambolina di pezza, proprio per i bambini che la stringono, la guardano, ci stanno vicini, e per loro è qualcosa di particolare avere la pigotta in braccio. Domani il Mandorlo in fiore entra nel vivo con le prime sfilate dei gruppi folk per le vie principali della città e le esibizioni in piazza Cavour con il Festival regionale del folklore. Una breve pausa, tra poco il calcio, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, siamo al calcio, Serie B, Palermo in campo oggi alle 17:15 al Marassi contro la Sampdoria. Torna Brunori dalla squalifica, emergenza in difesa, out, Ceccaroni e Nicolau. Marco Gullà. Abbondanza a centrocampo e in attacco e dubbi di formazione in difesa. Dionisi sfoglia la Margherita e riflette sulle scelte migliori per proseguire la marcia che ha portato nuovamente il Palermo in zona playoff. Oggi pomeriggio a Marassi alle 17:15 contro la Sampdoria, rosanero alla ricerca del tris di vittorie consecutive. La Samp ha una brutta classifica ed è assetata di punti. Non sarà facile per il Palermo in un Marassi caldissimo. Sicuramente la Samp ha cambiato pelle ahimè, in meglio per loro, in peggio per noi, perché rispetto alla partita dell'andata credo che non faccio la formazione della Samp perché delle volte faccio fatica a fare la formazione della squadra,
però se penso solo alla partita precedente 6-7 titolari, potenzialmente la Samp potrebbe scendere con 7-8 titolari diversi rispetto all'andata, giocatori nuovi, il tridente è un tridente nuovo. Nicolau non convocato, Ceccaroni squalificato, in difesa dovrebbe esserci Blen, Gomez a centrocampo potrebbe dare una mano sia a chiudere che a far ripartire il rosanero, torna Brunori dalla squalifica e giocherà assieme a Poyampalo, sulla sinistra conferma per Di Francesco. Sampdoria con Sibilli e Udin alle spalle di Niang, ammarassi oltre 1000 tifosi rosanero, arbitrerà il match Perenzoni di Rovereto. Il Catania fra poco in campo a Latina, ancora emergenza per Toscano che non può contare su 9 giocatori. Si cerca il quinto risultato utile, consecutivo, ma anche il ritorno al successo che manca da 3 partite. Marco Carli. Stadio Francioni di Latina, dove fra poco il Catania sarà impegnato per la 30ª giornata del campionato di Serie C, Girone C, avversario il Latina, i nerazzurri guidati da Boscaglia con l'ex di turno Rapisarda. Il Catania che insegue quello che potrebbe essere il quinto risultato utile consecutivo, ma insegue anche un cambiamento di trend, perché nelle ultime 3 partite i rossazzurri hanno raccolto semplicemente 3 pareggi in un campionato che sarà sicuramente, ed è stato già riscritto dalle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, che ha escluso il Taranto e probabilmente escluderà anche la Turris, che doveva essere il prossimo avversario del Catania. Ma in questo momento il Catania ovviamente concentrato sulla partita del Francioni, appunto con il Latina, una partita in cui i rossazzurri arrivano come sempre nell'ultimo periodo con l'emergenza. Uno squalificato, Stoppa, e ben 8 giocatori indisponibili, non ce l'ha fatta neanche Anastasio. Probabile che Toscano vada a scegliere un centrocampo muscolare, poi 2 giocatori come Luperini e Menez alle spalle di un'unica punta. Fra poco comunque noi vi aspettiamo alle 14:30 su Telecolor con diretta stadio per accompagnarvi durante la partita con 3 ore live che si concluderanno con le interviste ai protagonisti. Impegni casalinghi oggi pomeriggio per Messina e Trapani. I giallorossi ospitano al Franco Scoglio la vice capolista Avellino, mentre la squadra di Torrente riceve il Monopoli, terzo in classifica. Sergio Colosi. Gli ultimi a mollare sono i protagonisti di oggi al Franco Scoglio, squadra e tifosi. Li attende un compito quasi proibitivo contro l'Avellino vice capolista, che dalla prossima esclusione della Turris guadagnerà 2 punti sul Cerignola, portandosi a 3 lunghezze dalla vetta. Quanto basta per avere infinite motivazioni oggi pomeriggio contro un Messina disperato e penalizzato di 10 punti, tra l'esclusione del Taranto e la sentenza di ieri del Tribunale Federale Nazionale per mancati versamenti. Come se già non bastassero la classifica e le ultime 2 sconfitte contro Trapani e Monopoli. Banchieri deve rinunciare a Krapicas, che sconta la seconda di 3 giornate di squalifica, e agli infortunati Ingrosso e Chiarella. Convocato Lia, in difesa rientra Marino. Attacco con De Sena supportato da Dell'Aquila e Vicario. 900 biglietti disponibili per i tifosi di un Avellino forte in tutti i reparti, soprattutto in attacco con Lescano e Patierno, dietro le 2 punte pronto d'ausilio. Il Trapani ospita al provinciale il Monopoli, terza forza del campionato, con l'obiettivo di migliorare l'attuale posizione. Per riuscirci serve quella continuità che è sempre mancata ai Granata, battuti nell'ultimo turno dal Cerignola. Torrente senza Benedetti squalificato e con Ciotti dall'inizio. Nel 3-5-2 Stenserud e Piovanello in avanti. E per questa edizione del TG Sicilia è tutto, grazie per averci seguito e buona giornata.